Questa trasmissione è offerta da Cabert, Cantina di Bertiolo. Ben trovati qui al Punto, qui a Telefriuli, e ben trovata anche al sindaco riconfermato Viscardis Eleonora. Buongiorno Enzo. Complimenti e congratulazioni per la brillante vittoria lì a Bertiolo. Bene, adesso però bisogna anche presentare un programma elettorale, magari succintamente o ce lo dice anche noi. Certamente Enzo, grazie dell'invito. Sì, è stata una riconferma ed è stata una soddisfazione, inutile dirlo, che, diciamo, che accompagna sempre una vittoria. Naturalmente adesso c'è da riprendere a lavorare. Diciamo, penso che l'amministrazione che ho rappresentato negli scorsi 5 anni non si sia risparmiata, abbia fatto il possibile E sei stata premiata anche esatto, per questo, per lavorare. Io penso che questo sia stato proprio riconosciuto dalla cittadinanza di Bertiolo e hanno dato fiducia per altri 5 anni, penso anche perché ci sono tanti progetti in corso e perciò il nostro primo impegno è proprio portare a termine quello che abbiamo in corso, che è tanto, diciamo, i ferri in acqua sono per tante cose e se mi permetti di elencarne le diciamolo principali. a tutti che magari la gente vuole sapere. Perché, esatto, insomma, soprattutto il lavoro dell'amministrazione spesso si identifica con le opere pubbliche che sono, diciamo, certo, quelle più visibili, insomma, no? Ecco. Ma anche forse un impegno maggiore, oltre chiaramente a prestare i servizi che diciamo, sono tipici dell'amministrazione. Per quanto riguarda le opere pubbliche, abbiamo in corso un lavoro molto importante di riqualificazione, in questo momento energetica, nelle scuole. È già stato fatto l'antisismico e adesso è in corso la riqualificazione. C'è stato un ritardo di tutti i mesi estivi dei lavori che sono stati consegnati a metà giugno, causa la mancanza di materie prime, che è un problema generale. Che diciamo è mondiale. È mondiale, esatto, possiamo dire dire e ha toccato anche noi. Adesso fortunatamente sono ripartiti proprio in queste settimane ed è proprio impegno anche da parte dell'impresa, che è l'Alpicos, di recuperare il tempo perso. Non so se si recupererà completamente, ma diciamo che sicuramente per il nuovo anno scolastico, quello successivo all'attuale, le scuole saranno pronte, perciò sarà una scuola a questo punto moderna, sicura, efficientata, con tutti i sistemi di domotica e grazie a un ampliamento di questo progetto ci sarà anche la riqualificazione per quanto riguarda il termosanitario e l'utilizzo di fonti rinnovabili, perché poi sarà una scuola, seppur recuperata NZEB, proprio praticamente con il fotovoltaico sarà a consumo zero. Con criteri moderni, anche sostenibili, come si dice. Sostenibili, salubri e sicuri, perciò sarà un gioiellino, anche perché la scuola ha 40 anni circa, perciò era una scuola che meritava il ripristino e non certo o l'abbattimento o la ricostruzione. Ecco, c'erano visioni diverse su questo punto, assolutamente no, perché gli spazi sono spazi ben organizzati e anche le materie prime utilizzate è stato proprio certificato che era valida la riqualificazione. Oltre a questo abbiamo anche in corso delle riqualificazioni urbane, che sono la piazza Mercato di Bertiolo, che ha una viabilità non appropriata, diciamo, e perciò c'è già il progetto in fase preliminare che sta andando avanti nelle fasi successive, perciò nel 2022 io penso che aspetteremo di iniziare i lavori dopo la festa del vino, perché speriamo nel 2022 di poter ripristinare la festa del vino e ci sono state due edizioni questa festa di popolo praticamente, del popolo, è in tutto il Friuli, è un punto di riferimento imprescindibile, no? Esatto, Bertiolo è conosciuto per tante, esatto. Infatti Bertiolo, festa del vino, esatto. E perciò speriamo di farla, perciò questi lavori sicuramente non vogliamo andano a intrecciarsi con questa festività, ma io penso nei mesi appena successivi si potrà partire con la riqualificazione. Qui c'è anche un rapporto progettuale con il CAF che in quell'occasione sostituirà anche le sue infrastrutture ormai obsolete. Dopodiché un'altra opera che sarà un focus che sicuramente ci impegnerà tutti i 5
anni, sia per la riqualificazione, ma dopo per diciamo, il suo avvio, è il coworking. Questa diciamo, novità che abbiamo messo all'inizio del nostro primo mandato come nel programma, che riguarda la riqualificazione dell'ex Filanda, perciò in quel sito è molto importante per Bertiolo, no? Molto importante per sì, Bertiolo. Era praticamente un sito molto vasto che era chiuso dal 71, da quando la vecchia Filanda ha smesso gennaio 71 di lavorare. Allora nello scorso mandato abbiamo abbattuto il laboratorio, abbiamo realizzato la piazza, migliorato la viabilità della via centrale, portando i parcheggi all'interno, una piazza dove si fanno ed è spesso diciamo teatro di manifestazioni, di spettacoli. Adesso invece c'è la riqualificazione del palazzo, che è un palazzo può diventare un ottocentesco. punto di riferimento sociale, non da Assolutamente, poco, no? non sociale ma anche di, chiamiamo imprenditoriale, vogliamo che ritorni proprio a essere quel polo diciamo di lavoro che era con la Filanda, ripartire. Infatti il coworking diventerà sede per quelle nuove attività, per quei nuovi lavori, soprattutto indirizzati ai giovani e che sono un po' diciamo, il lavoro del Quindi futuro. sarà un po' un'occasione di lavoro, insomma, Esatto, non esatto. Perciò la Regione ha creduto nel nostro progetto, sì, anche perché sarà diciamo, un edificio che non avrà bisogno poi di soldi pubblici per andare avanti, ma dovrà camminare un po' con le sue gambe, diciamo, in questo ha creduto particolarmente, ci ha assegnato 2 milioni di euro per una spesa di 2 milioni, perciò la copertura praticamente io direi in questo momento si potrebbe dire piena, e è già stata aperta la gara europea, abbiamo con Friuli Innovazione abbiamo già una consulenza per un progetto di fattibilità, perciò già le idee chiare che sono state messe a gara, è aperta la gara europea che si conclude se non sbaglio fine mese, per l'individuazione dello studio, penso di progettualità, sì, degli studio che si occuperà. Insomma, un progetto concreto che darà sicuramente soddisfazione. Sì. A tutti quanti, insomma, esatto, perché... e questo ci crediamo particolarmente. C'è una componente giovane anche nella nuova amministrazione, proprio perché io vedo anche i giovani che si sono avvicinati credono in questo progetto, perché lo vedono crea anche entusiasmo e quindi anche un impegno particolare. In particolare. Ecco, come impegno particolare mi pare che state mettendo sulla ferrata. La ferrata è un punto dolente per non solo di Bertiolo, ma soprattutto di Bertiolo. Sono state messe, mi pare, le autovelox, cose di questo tipo. Abbiamo messo, diciamo è partito i primi di giugno, un rilievo della velocità a modello però tutor, media praticamente, un po' simile a quello che ci sono in autostrada. Mi pare sia il primo nelle strade extraurbane, il nostro in Friuli. È una specie di tangenziale, se no. Esatto, abbiamo, a seguito di questo si sono registrate i passaggi e risultano passaggi in media di 4.000 passaggi al giorno sulle due direttrici. Molto sostenuto. Perché a seguito dei lavori della terza corsia tante volte era stato deviato su questa strada. Anche mezzi pesanti, no? Molto, soprattutto quelli, e secondo me hanno scoperto che la velocità praticamente è la stessa, più economica rispetto al passaggio in autostrada, quindi... perciò tanti la scelgono proprio Portoguaro, Udine per collegarsi e perciò ci sono questi passaggi importanti, però ormai è una strada che è inadeguata per questo tipo di passaggio, sia per il numero ma soprattutto per i mezzi pesanti, e qui dovremmo veramente farci interpreti, non solo Bertiolo ma con i comuni che sono interessati a questa realtà, perciò c'è Morsano, ma ce n'è diversi, dovremmo farci interpreti con la Regione, perché penso che ormai sia giunto il momento di fare veramente investimenti su questo tratto per renderla adeguata al tipo di passaggio sia numerico ma soprattutto dei mezzi che passano su questa strada, perché gli incidenti sono all'ordine del giorno. E lì passiamo tutti di lì, insomma, esatto. quando si va. Ecco, poi c'è il problema sempre delle piante organiche dei segretari comunali. I segretari comunali a scavalco anche voi sicuramente. Anche noi a scavalco. Le piante organiche probabilmente c'è qualcuno che lascia perché va in pensione, eccetera. Sì. E quindi questo impegno sarà rinnovato, no? Mi pare. Esatto, esatto. È stata già una battaglia tutti i 5 anni, che c'è stato un turnover soprattutto dei segretari e di un'altra area che è molto delicata e che con i sindaci, l'ultimo sindaco mi ha chiamato ieri sera perché ha lo stesso problema, l'area finanziaria, anche i ragionieri. Proprio non è un lavoro attrattivo quello del servizio finanziario dei comuni, perché c'è responsabilità e comunque è difficile trovarli. Infatti anche noi siamo in
nuovo turnover per l'area finanziaria, dovremmo avere, diciamo, trovato. Pensate di mettere la convenzione con altri comuni oppure? Il discorso invece del segretario noi ce l'abbiamo a Scavalco, abbiamo il dottor Musto che segue Caorle e che è andato a rinnovo anche Caorle, e a Scavalco Bertiolo. Diciamo, come competenza è indiscutibile, però purtroppo il tempo che può dedicare è poco. E perciò si cerca, vediamo con la nuova finanziaria se si potrà, diciamo, attribuirgli anche un vice segretariato proprio per sopperire, per poter avere una presenza un po' diciamo, maggiore sul terreno. Però è un grosso problema, mancano le figure, mancano numericamente proprio. Ma pensate di fare, non so, qualche convenzione con altri comuni per quanto riguarda? È che mancano. E mancano numericamente. Il problema è che ci sono dei segretari che seguono 7 comuni, praticamente impossibile. Consideriamo che il segretario deve essere presente per tutte le giunte e per i... Quindi si è costretti a fare un calendario particolare. È un calendario particolare, diciamo, con anche, diciamo, una scarsa servizia. Noi, diciamo, siamo abbastanza bene, però Scavalco, ed è una situazione precaria, anche perché si deve rinnovare da 2 mesi a 2 mesi. Perciò, ecco, altri servizi, non so, quelli di vigilanza, ma anche lo stesso servizio finanziario potrebbe andare a convenzione con altri comuni, non so, Codroipo per esempio. Che esatto, ma stiamo ragionando anche fra piccoli comuni, no? Anche per gettare la base, probabilmente per quello che sarà, perché c'è diciamo, l'istituto della comunità, no? Questo nuovo diciamo, organizzazione che è prevista e che fino adesso il Medio Friuli diciamo, non ha proprio affrontato, perché diciamo che ha nicchiato. Ha nicchiato, c'erano alcuni diciamo, molto propensi a questi, altri che hanno frenato, e un po' anch'io ho frenato, perché penso che il punto di partenza non sia creare la comunità, ma creare prima le basi e i rapporti dei lavori, organizzare i servizi. L'organizzazione prima l'organizzazione e dopo fluiamo, altrimenti secondo me rischiamo di fare lo stesso sbaglio dell'UTI. Secondo me la comunità è un ottimo strumento, i piccoli comuni ne hanno la necessità, per esempio sul settore finanziario probabilmente una volta che siamo in equilibrio, già con dei piccoli comuni con cui c'è già aperto un dialogo, ragioneremo di come organizzarlo, e dopo probabilmente anche Codroipo sarà diciamo qualcosa di naturale che sia leader in questo discorso. Però partiamo dalla base, organizziamo i servizi e dopo arriviamo secondo me a concretizzarlo e a istituire la comunità. Bene, allora buon lavoro al sindaco riconfermato di Grazie. Bertiolo, che mi pare che carne al fuoco ce n'è, e naturalmente a voi l'appuntamento la prossima volta. Grazie ancora. Grazie a tutti e buona giornata. Questa trasmissione è stata offerta da Cabert, Cantina di Bertiolo.